E mio padre, che era un bravissimo operaio dei mobili, come si dice, un ebanista, anzi mia mamma diceva, non è falegname, è ebanista, diceva, perché ci teneva, effettivamente tutt'altra cosa, con i mobili che vedi qua in casa, quasi tutti roba fatta da mio padre. E beh, era appassionato di musica, aveva comprato il primo fonografo Pathé Frères a cilindri, e ricordo che tutte le domeniche noi stavamo in Genova Alta, dove sono nato, scendevamo giù e mia mamma dava messa e mio padre invece andava in un negozio ed era aperto di domenica, non so perché, in piazza della Meridiana, e comprava sempre un cilindro, quello grosso costava 5 lire, che durava un po' di più, era di diametro non so 15 centimetri, e quello piccolo stava 3 lire. Allora ho cominciato già con le opere, mio padre, infatti mi portavano sempre alle opere, ricordo che mi spaventavo quando il batterista aveva un colpo di piatto forte, capisci? E mi spaventavo, E vedete che mia mamma piangeva sempre perché le opere di Puccini, quando c'è la Mimì che muore o la Butterfly che muore, eccetera, piangeva sempre. E mi domandavo perché. Però vedi, questo mi ha servito perché mi ha allattato di musica già dal principio, capisci? Questo. Dunque ho cominciato a suonare il violino e poi mio papà, che amava, come ti ho detto, la musica, ha comprato il pianoforte perché veniva degli amici in casa, suonavamo insieme. Beh, fai il conto, sono nel 1902, dunque ho cominciato a 6 anni all'istituto di musica perché non sapevo neanche scrivere, e il maestro Cicchero di solfeggio, perché sai, si faceva un anno di solfeggio prima dello strumento, come credo anche oggi, e mi prendeva in braccio alla cattedra e mi scriveva lui la lezione, Poi a casa avevo uno zio fratello di mio papà che era un musicologo, senza suonare il suo strumento, ma un profondo musicologo, era un wagneriano, era ritenuto un pazzo a quell'epoca, i wagneriani, musica dell'avvenire la chiamavano, viceversa, che po' di musica. E siccome era amministratore di una famiglia nobile di Genova, avevano il palco al Teatro Carlo Felice e mi portava sempre, io un ragazzetto proprio, sai, le opere di Wagner sono pesanti, che come a buio, c'è un atto che dura 3/4 d'ora sempre al buio, senti cantare recitativi che non finiscono più, capisci? Però, sai, se come diceva la calomnie, qualcosa resta sempre, e anche io a forza di sentire qualcosa di buono mi è rimasto, che io ho applicato sempre alla musica leggera, chiamiamola leggera, solo in Italia si dice musica leggera, solo in Italia questo.
Perché guarda, senti questa cosa qua, c'è una musica solo. Verdi diceva, mi pare ha scritto in qualche posto, che c'è solamente due tipi di musica, quella noiosa che non interessa e quella interessante che è buona. Può essere qualunque cosa, da Beethoven a una canzone di Cole Porter che è meravigliosa e che forse Beethoven stesso sono sicuro avrebbe ammirato. Sempre no, perché tu sei cobra, tutto puoi fare di me. Con gli occhi tuoi, prima o poi, tu vincerai, cobra, se vorrai, mi farai schiava di te. Non c'è sguardo più magliardo, il cuor mio ti dirà, fa sognare, delirare, chissà. T'ho detto no, sempre no, perché tu sei cobra, tutto vuoi, anche puoi farmi morire. Perché tu sei cobra, tutto vuoi, anche puoi farmi morire. Farmi morire, Io ho inaugurato un Casino di Sanremo, l'ho inaugurato con la mia orchestra, con Blue Star. Ho inaugurato il casino molto importante di Cannes, che credo sia il più importante di tutta la costa, con la mia orchestra. Pensa, adesso avevano i francesi, certo non mancavano le agenzie francesi di orchestre di tutto il mondo. Insomma, ha scelto me, dunque è una bella cosa. L'inaugurazione, quando l'hanno aperto, il casino sulla Croisette, quello grande. Io ho copiato centinaia di dischi, ma li ho copiati proprio con la precisione di una macchina fotografica. Io compravo un sacco di dischi americani, quando mi piaceva qualcuno lo copiavo e buonanotte. Bonino e Ravagliati, la Fioresi, un po' più avanti è stata la Fiorella Bini che era molto musicista. A volte sai che io e Angeli siamo molto amici, questo tengo a sottolinearlo, ma siamo rivali tante volte i giornalisti per errore, credo che il primo a non essere d'accordo è Angelini. Dicono che il Trioscano è stato una, non dico invenzione mia, ma il fatto di aver accettati come un'invenzione, perché se io Bonino, che aveva vinto un concorso della EIAR, però girava nei corridoi di Radio Torino e nessuno lo prendeva. E sarebbe andato così perché per quello di gravità non ci forzavano.
male.